Carbonia, sorta a tempo di primato. Le cifre dicono la sua breve storia materiata di volontà e di lavoro. Il 18 dicembre 17, presente il Duce, nasce il nuovo comune. Sono pronti 712 appartamenti. Al 31 ottobre 18 ne sono costruiti 2220. Al 31 marzo di quest'anno 3220. Al 31 dicembre prossimo ve ne saranno 5000. Dove era una landa deserta sorge ora una città di 21.500 abitanti destinati a diventare ben presto 50.000. Le miniere hanno prodotto 1 milione di tonnellate nel 1939. Nel 1942 la produzione sarà triplicata. E se ne può dubitare osservando questi nostri minatori al lavoro a qualche centinaio di metri di profondità? La perforatrice ad aria compressa ha sostituito il piccone per strappare alla terra il minerale senza frantumarlo eccessivamente. Il lavoro procede con ritmo serrato. Il carbone è caricato sui trasportatori automatici che lo riversano a getto continuo nei vagoncini. La vita della miniera è regolata come un cronometro. Questa è la sala a comando degli ascensori. L'indice segna le tappe della discesa. I vagoni vuoti arrivano e sono avviati alle gallerie. I vagoni pieni prendono il loro posto. L'ascensore risale. Il carbone è già alla luce del sole. Adesso è scaricato automaticamente nella laveria, dove si procede alla cernita. Queste operaie non hanno smesso il caratteristico costume sardo. Con flusso inesausto, il carbone riempie nuovamente i vagoni che lo trasporteranno celermente al porto di carico. Senza riposo, le gru riversano nelle stive tonnellate e tonnellate di carbone, destinato a forgiare le armi della pace e della guerra.